Milano Cortina. Dalla festa alla bacchettata e di quelle dure, tanto dure che nella peggiore delle ipotesi queste immagini potrebbero diventare un paradosso. È davvero la peggiore e per ora più lontana delle ipotesi, ma resta come ipotesi. Altrimenti la lettera arrivata dal Comitato Olimpico Internazionale e indirizzata al CONI non avrebbe costretto il numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò, a inoltrare subito le 4 pagine di missiva, tra gli altri, al capo dello Stato Mattarella, al presidente del Senato Casellati, ai vice premier, ai capigruppo dei partiti. Seria preoccupazione del CIO per alcune disposizioni della legge delega sullo sport voluta dal sottosegretario Giorgetti e in discussione al Senato, che intaccherebbe l'autonomia del CONI e che, se non modificate, potrebbero costringere il massimo organismo sportivo internazionale a decidere la sospensione o il ritiro del riconoscimento olimpico al CONI stesso. Effetti concreti: addio alla partecipazione italiana a Tokyo 2020, ma soprattutto addio a Cortina Milano 2026, assegnazione che decadrebbe. Ipotesi nerissima e che saprebbe di beffa tremenda, anche perché sarebbe un pasticcio tutto del governo. Insomma, il CIO non ce l'ha né con il CONI né con la regione, ma con l'esecutivo giallo-verde. Nella lettera è scritto che il governo non può avere un controllo specifico sul CONI e la legge ne intaccherebbe chiaramente l'autonomia in 6 punti. Con la nascita di Sport e Salute, società per azioni partecipata da Palazzo Chigi, era stata definita una delega al governo per completare il processo di riforma dello sport con un apposito disegno di legge. Il testo, già approvato alla Camera e ora in esame al Senato, all'articolo 1 conferma l'ampia manovra concessa al governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo e soprattutto le molte competenze sottratte al CONI, su tutte la distribuzione di fondi, cioè soldi, alle federazioni sportive. Una guerra tra Malagò e Giorgetti che dal Veneto si osserva cercando di mantenere ottimismo. Diciamo che la situazione è certamente delicata, però nello specifico io credo che si troverà sicuramente un accordo, anche perché da una parte abbiamo sicuramente il CONI col presidente Malagò, dall'altra parte io ho piena fiducia nel sottosegretario allo sport, Giorgetti, che tra l'altro è una persona molto attenta e molto equilibrata. Il CIO chiede modifiche a stretto giro di posta e si è detto comunque disponibile a una riunione congiunta a Losanna in settimana per discutere della questione. Lega e 5 Stelle però sembrano tirare dritto, ma per chi assieme al governatore Luca Zaia ha lottato a lungo e contro tutti per il sogno di Cortina Milano, lo spettro di una rinuncia è pura fantascienza. Nel momento in cui si parla di molte risorse che passerebbero dal CONI a questa nuova società del governo che è Sport e Salute, ovviamente ci possono essere in qualche modo dei contrasti e si deve trovare probabilmente una mediazione.